È per me un onore essere qui oggi a parlarvi del cotone. Può sembrare quasi un segno del destino. La mia famiglia, prima che mio padre, che era un dirigente tessile, si ritirasse dal suo lavoro, ha vissuto in una grande manifattura e i primi passi io li ho fatti aggrappandomi a delle balle di cotone. Se chiudo gli occhi sento ancora quel misto di odore di spezie e di magazzini che gli imballaggi di juta delle balle avevano assorbito nei lunghi trasporti oltreoceano. Avere trascorso tutta la nostra adolescenza in quel luogo ha condizionato la nostra crescita e siamo rimasti legati al settore tessile e abbiamo continuato a sviluppare e a costruire nuovi impianti e a tramandare queste esperienze anche alle altre generazioni. Non vorrei che dopo il mio intervento voi foste più confusi di prima. Il mondo del cotone è molto complesso. Questo che vedete è un quadro di Degas che ci mostra come il cotone veniva classificato manualmente nel secolo scorso. Oggi, come anche per tutte le altre commodity agricole, utilizziamo sofisticate strumentazioni elettroniche che certificano la lunghezza, la finezza, la maturità, la resistenza e tutte le altre caratteristiche della fibra che ne caratterizzano il grado di filabilità e il valore commerciale. Il cotone per crescere ha bisogno di un clima caldo e umido e di disponibilità di acqua piovana o eventualmente di irrigazione. Quando il fiore viene fecondato perde i petali e in 25 giorni cresce una capsula a forma tondeggiante e al cui interno ci sono parecchi semi su cui si sviluppa la fibra. Quando la capsula è matura si apre in 4 parti, mostrando il batuffolo di cotone. Nei paesi più poveri la raccolta è fatta ancora manualmente, mentre in quelli più industrializzati vengono utilizzati macchinari automatizzati. Il cotone raccolto viene quindi sgranato, le fibre vengono staccate dai semi, pressato in balle e quindi è pronto per le successive fasi di commercializzazione e di trasporto. Oggi il cotone è l'80% delle fibre naturali. Come sapete abbiamo le fibre naturali, sintetiche e artificiali. La juta e il sisa e le altre fibre vegetali sono il 13%, la lana è circa il 4% e il lino il 3%, sempre parlando delle fibre naturali. La seta solo lo 0,1%. Nel giro di qualche secolo il cotone è diventato la fibra naturale più utilizzata al mondo, grazie soprattutto allo sviluppo dell'industria tessile e delle sue tecnologie e alla praticità e al comfort garantito dal cotone. Solo verso la fine del secolo, con lo sviluppo delle fibre man-made, il primato è passato al poliestere. Materiale che trae origine dal petrolio e che soffre del grande limite che non è biodegradabile. Oggi sono oltre 25 milioni di tonnellate di cotone prodotte e consumate nel mondo e le attività di coltivazione e di trasformazione di questa fibra, in filati, in tessuti, danno lavoro a centinaia di milioni di persone. Il cotone è usato nell'abbigliamento, nell'arredamento, negli articoli per la casa, nella sanità, nella cura della persona. Sono in cotone i jeans, le felpe, le polo, le t-shirt e moltissimi altri prodotti. Forse per alcuni di voi è difficile visualizzare 25 milioni di tonnellate. Pensate che sono 25 miliardi di chili e che per 6 miliardi e mezzo di persone hanno circa 4 kg a testa di consumo. Ma le medie sono delle grandi approssimazioni. Nella realtà in America e in Europa consumiamo più di 10 kg per persona a testa e ai restanti miliardi di abitanti restano solo alcuni chilogrammi. Parliamo quindi dell'industria del cotone.
Così si chiama la produzione del cotone e include un mondo immenso, dal piccolo contadino con in mano la zappa di legno in Cina e in Africa, al grande farmer americano o australiano che su un trattore con aria condizionata comanda dal suo iPhone l'erogazione dell'acqua che un'app gli ha segnalato. Ma è necessario darvi qualche numero per inquadrarvi l'industria del cotone. Incominciamo da ieri e prendiamo come riferimento gli anni 80 e 90, prima che la globalizzazione cambiasse lo scenario mondiale del nostro settore tessile e prima che alcuni miliardi di persone dei paesi asiatici migliorassero il loro reddito. In quegli anni si producevano e si consumavano 10-12 milioni di tonnellate di cotone, su un totale di 50 milioni di tonnellate di fibre. In quegli anni il mondo occidentale, gli Stati Uniti e l'Europa, producevano la maggior quantità di tessile e abbigliamento. Solo Hong Kong era un forte concorrente. Quindi vedete che in poche decine di anni come la situazione è cambiata. Non si sentiva ancora la presenza delle altre produzioni del Far East, in particolare della Cina, dell'India e del Pakistan, a cui oggi si sono aggiunte il Bangladesh, il Vietnam e l'Indonesia. I più importanti produttori di fibra di cotone erano gli Stati Uniti e i paesi dell'Oriente russo, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e poi l'India, il Pakistan, la Turchia, l'America Latina e i paesi africani. La Cina produceva solo per il suo consumo interno e solo dopo la rivoluzione di Deng Xiaoping ha drasticamente aumentato le produzioni agricole. Tutte queste statistiche le abbiamo tramite l'ICAC, è un'associazione a livello governativo dei paesi che producono e consumano il cotone. Ha sede a Washington e ogni mese i rappresentanti delle ambasciate di questi paesi si riuniscono in uno standing committee. Ci sono inoltre una decina di altri comitati in cui partecipano mediamente una decina di rappresentanti scelti a secondo dei diversi compiti e esperienze tecniche e sociali. Io partecipo in 2 di questi comitati, il PSAP e il CSICT. Nel PSAP sono presenti esperti delle associazioni private, dei produttori di cotone, del commercio, dei produttori tessili e segnaliamo allo standing committee gli argomenti di interesse del mondo tessile. Nel CSICT si studia la standardizzazione della classificazione del cotone, delle strumentazioni e dei parametri di qualità per unificare le regole del suo commercio mondiale. Un altro importante comitato è il SEEP, per lo studio di tutto quanto impatta la produzione del cotone, costi di produzione, consumi di insetticidi e di chemicals, lavoro minorile, consumo di acqua e la quantità di utilizzo dei terreni arabili, la sostenibilità e quanti sussidi in forme varie i governi assegnano alla produzione del cotone. Questo dei sussidi è uno dei problemi che più contribuiscono a creare distorsioni nei prezzi del cotone. In questo comitato siamo rappresentati da Francesca Mancini dalla FAO di Roma. In una riunione annuale che a rotazione si tiene in uno dei paesi partecipanti all'ICAC, si presentano e si discutono tutti questi argomenti e si cercano soluzioni per tutte queste problematiche che interessano un mondo così ampio. Come abbiamo detto, sono centinaia di milioni le persone che sono coinvolte nella produzione del cotone e altrettanti nella trasformazione e nella distribuzione finale del tessuto. È un mondo in continua evoluzione e venendo ad oggi la quantità sono totalmente cambiate. Oggi si producono nel mondo 25 milioni di tonnellate di cotone, il doppio rispetto agli anni 90. E se nei paesi occidentali il consumo pro capite è rimasto invariato, la differenza l'hanno fatta alcuni miliardi di persone che grazie alla globalizzazione hanno finalmente aumentato, seppur di poco, il loro reddito. Oggi sono più di 90 milioni di tonnellate le fibre consumate nel mondo e per la maggior parte sono fibre sintetiche e artificiali.
e principalmente il poliestere. Le man-made sono cresciute del 7% all'anno e oggi sono 58 milioni di tonnellate e sono il 65% del totale delle fibre consumate. Come accennato, la quantità di produzione della lana è di circa 1,5 milioni di tonnellate, ma sul totale delle fibre rappresenta soltanto l'1,3%. Il cashmere, il lino, la seta e le altre fibre naturali sono importanti nella produzione della moda, ma percentualmente sono inferiori all'1% del totale. Le altre fibre vegetali, juta, sisa, eccetera, sono in declino e rappresentano il 6% del totale. E non ho ancora accennato al cotone organico. Ad oggi è solo l'1% della produzione totale del cotone e, come sapete, è sottoposto a strette regole che non permettono l'uso di insetticidi, di prodotti chimici, ma solo l'uso di fertilizzanti naturali, che devono essere usati anche per le altre produzioni che a rotazione è necessario produrre sugli stessi terreni. È molto importante, nessun seme geneticamente modificato può essere utilizzato nel cotone organico. Tutto questo riduce enormemente la quantità e la qualità del cotone organico e solo in poche aree del mondo che godono di particolari condizioni climatiche sono possibili produzioni convenienti. Come abbiamo detto, la quantità di cotone tradizionale prodotte oggi sono il doppio degli anni 90 e questo è stato possibile principalmente con l'utilizzo dei semi geneticamente modificati, GMO, che hanno permesso di aumentare e a volte raddoppiare la produzione con una contemporanea riduzione di uso di insetticidi, di acqua e utilizzando la stessa superficie arabile. Non sarebbe stato altrimenti possibile perché le competizioni di altre commodity agricole non avrebbero permesso l'utilizzo di altre aree arabili. Quindi anche in futuro bisognerà continuamente incrementare la produzione del cotone tradizionale, perché ulteriori spazi non verranno concessi. Per ridurre l'impatto che la produzione del cotone tradizionale può avere sull'ambiente e sulla sostenibilità del pianeta, si stanno creando delle associazioni come BCI, Better Cotton Initiative, Fair Trade, una partnership tra consumatori e produttori, che accettano l'utilizzo dei semi geneticamente modificati, GMO, ma contemporaneamente istruiscono i contadini nelle migliori pratiche di coltura e contribuiscono a migliorare le condizioni di vita delle comunità che lavorano il cotone anche nelle aree povere del mondo. Un'importante altra associazione è ITMF, International Textile Manufacturing Federation, la federazione mondiale di tutte le associazioni tessili, che ha sede a Zurigo e che è l'unica fonte in grado di raccogliere importanti dati statistici sulla produzione tessili e praticamente l'unica fonte in grado di monitorare gli investimenti tessili. Anche ITMF ha alcuni comitati. Io partecipo nello Spinner Committee, dove con una decina di colleghi delle aree tessili mondiali organizziamo visite nelle aree di produzione di cotone per far conoscere alle associazioni di contadini e di produttori e di ginatori le esigenze e le caratteristiche richieste dai fidatori. Purtroppo, per quanto ci riguarda, conosciamo bene il tracollo che abbiamo patito nella nostra filiera italiana, specialmente il monte. E per darvi un'idea sul consumo di fibra di cotone, in Italia siamo passati da 300.000 tonnellate annue negli anni 90 a solo 40.000 tonnellate nel 2015. La produzione totale di cotone in Europa, cotone sodo, è di 330.000 tonnellate e abbiamo un consumo stimato di 165.000 tonnellate. Cioè in pratica l'Europa è esportatrice e viene principalmente prodotto in Grecia e in Spagna. Ma l'Europa resta comunque la seconda trade zona del mondo, anche se negli ultimi 2 decenni le produzioni tessili, tessuti, finissaggi e confezioni sono in continua diminuzione.
Il valore dell'export è comunque di 150 miliardi di euro. Le importazioni di cotone, filati, tessuti di cotone in Europa sono di 1 milione di tonnellate, cioè abbiamo sostituito praticamente le filature italiane e europee con l'importazione di filati e di tessuti. Dobbiamo anche ricordare che l'Europa è la regione che ha la produzione più avanzata di metalli tessili del mondo. Oggi assistiamo a una continua evoluzione e delocalizzazione delle produzioni. Ora anche in Cina, dove il costo del lavoro cresce del 10% all'anno, già delocalizzano in Vietnam e in Cambogia. Ma contemporaneamente, inaspettatamente, nuove filature sono state installate negli Stati Uniti, e dove anche altri settori manifatturieri hanno rivisto nuovi investimenti grazie ai bassi costi dell'energia e regolamentazione chiare e semplici. Non possiamo essere così ottimisti in Europa, anche se la produzione di pronto moda richiede flessibilità e consegna just in time. Non vedo come sarebbe possibile ottenere anche in questi nuovi investimenti e simili condizioni di costo. Le ultime previsioni di crescita della popolazione mondiale ci fanno ritenere che anche i consumi di cotone continueranno a crescere di almeno un 2% all'anno, anche se negli ultimi tempi la caduta del prezzo del poliestere incomincia a competere e a rendere sempre meno competitivo l'uso del cotone. Già in alcune produzioni di massa, per ridurre il costo, il mercato richiede l'inserimento in mischia di percentuali di filtro artificiale sintetico. Questo grafico mostra che la produzione, la quantità di terreno agricolo nel mondo è rimasta sempre stabile fino agli anni 50, ma contemporaneamente la produzione di cotone è aumentata. Questo grafico avete visione dei produttori di cotone sordo e dei relativi consumatori. Quello che è incredibile, come vedete in fondo, Bangladesh e Vietnam e Indonesia erano paesi che negli anni 90 erano quasi assenti nella produzione tessile, e oggi ognuno di quei paesi consuma più di 1 milione di tonnellate di cotone sordo. Ne hanno risentito immediatamente anche le produzioni agricole e alimentari, e non a caso abbiamo assistito alle cosiddette rivoluzioni del pane che dalla Tunisia si sono ampliate a tutto il Nord Africa. Ora degenerate nell'ISIS, ma queste sono conseguenze delle insensate guerre in Iraq, in Siria e in Libia. Il chiarimento dovremmo averlo dalle semplificazioni delle procedure doganali introdotte quest'anno nell'ultima riunione del WTO a Bali. Nuovi standard e nuove regole commerciali dovrebbero facilitare e promuovere nuovi scambi per 1.000 miliardi di dollari di interscambi. Ma per quanto riguarda il cotone, purtroppo non sono state rimosse le sovvenzioni e gli aiuti alle esportazioni che negli Stati Uniti, la Cina e l'Europa danno al cotone, e questo penalizza gravemente i produttori di cotone nei paesi poveri in via di sviluppo, nonostante se ne discuta dal 2003 a Cancun. Fare previsioni sul futuro del cotone resta difficile, anche se sappiamo che i grandi numeri cambiano con piccole variazioni annuali. Sicuramente sempre più influiranno le richieste dei consumatori, che richiedono prodotti più ecocompatibili e sostenibili. Questo dovrebbe favorire in futuro le produzioni italiane e europee, che sono necessariamente rispettose delle regole del REACH, che come sapete limita e vieta l'utilizzo di ogni sostanza chimica dannosa per la salute dei consumatori. Ma tutto questo sembra non bastare più. Non basta rispettare il regolamento REACH e non bastano le certificazioni.
I movimenti ambientalisti spingono perché la moda si impegni ad eliminare ogni sostanza tossica dalle proprie lavorazioni e molti brand hanno accettato la sfida, sia che abbiano già sottoscritto Detox, la campagna lanciata da Greenpeace, sia che sviluppino le proprie strategie. Questo sta creando tensione fra i produttori di semilavorati e fra i mobilitatori, a cui i clienti sottopongono capitolati tecnici particolarmente restrittivi. Della chiesta di produrre senza sostanze inquinanti e pericolose per la salute umana passa quindi dai produttori di tessuti ai tintori e da questi ai produttori di coloranti e ausiliari. Una catena che non fatico a condividere e che richiede un miglioramento progressivo della chimica tessile e delle nostre lavorazioni. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte. Possiamo percepire tutto come ciò possa essere un vincolo e una seccatura, o accettare che il tema della sostenibilità come un'opportunità per differenziare i nostri prodotti e acquisire reputazione. Spero che le imprese italiane scelgano questa seconda opzione. Grazie e resto a vostra disposizione.